momento importante per Palma, ha voluto dedicare questa piazza a Giulio Castellino, tra l'altro lei nella doppia veste di sindaco e anche di nipote, è stato anche commosso durante la breve cerimonia. Oggi si chiude un percorso, nel 2010-2011 l'amministrazione di allora dedicò questa piazza, poi la prefettura mandò il suo ok e oggi completiamo questo iter con la posa della targa. E per noi è un momento di grande emozione perché oltre ad essere il sindaco sono anche il nipote, ma ricordare gli uomini che hanno deciso di dare la propria vita per lo Stato è un nostro dovere, dimenticarli sarebbe un crimine. Una piazza che sarà riqualificata anche. Questa piazza diventerà un parco giochi per i bambini, dal degrado a nuova vita, in maniera metaforica per dimostrare che anche dalle tragedie più grandi si può rinascere a un futuro migliore. Lei diceva nel suo discorso chiediamo scusa. Sì, perché Palma in questo momento, in questi 6 anni, stiamo cercando di annodare le fila col passato glorioso, ma abbiamo un passato recente, quello degli anni 80 e degli anni 90, del quale ci vergogniamo e dobbiamo chiedere scusa all'Italia e all'umanità, perché in quegli anni la barbarie si era sostituita alla pietà e all'umanità. Quel passato triste non va dimenticato, perché non deve mai più ripetersi. Guardiamo alla storia dei Tomasi e mettiamo in memoria quello che non deve più accadere.